In questa ultima puntata di Penalty d'estate un direttore sportivo con la D maiuscola, oserei dire, vincente a Troina e chissà, forse, probabilmente vincente anche a Licata, piazza importantissimo. Abbiamo con noi Claudio Cammarata. Ciao Claudio. Buongiorno a tutti, un ringraziamento a Ettore, alla struttura che ci ospita e ovviamente alla trasmissione fortunatissima anche in estate. Allora, siamo in estate, grande calciomercato, il tuo sbarco a Licata ci fa pensare che la società guarda in grande. Mi sto proprio ripromettendo di usare degli accorgimenti non in maniera scaramantica ma veramente consapevole che mi sono permesso di utilizzare l'anno scorso, nel senso questo è il momento in cui sbandierano ai 420 tutti le proprie intenzioni, si vincono 7 scudetti, ci sono 4 promozioni per categoria, l'obiettivo ci siamo posti anche a Licata quest'anno è lo stesso che mi ero posto, quindi abbiamo traslato, quello di essere competitivi al massimo livello. È competitivo al massimo livello la Roma, il Napoli, che poi magari arrivano secondi, o chi perde una finale di Champions League e ha perso poco, nel senso noi competitività massima e assoluta. Poi se il campo ci darà ragione, questo ovviamente dipenderà anche da 1000 fattori che mi insegni, e nel calcio ci stanno tutti. Noi in questo momento promettiamo alla gente delicata la massima competitività possibile. Tra l'altro parli appunto della gente delicata che ha il palato fine, anche se ormai non si deve purtroppo più vivere di ricordi, una Serie B tantissimi secoli fa, tra virgolette, e quindi la voglia di rimettersi in gioco per pensare in grande. Concordo pienamente con quello che hai detto, anche se a volte è un'arma a doppio taglio, quella del rimanere ancorati ai ricordi. Ci sono, senza inimicarmi nessuno, ci sono decine di grandi piazze siciliane che per aver fatto qualche anno di Serie B vengono cioè questa problematica gli si ritorce contro come un boomerang, ma anche società dilettantistiche di rango inferiore che magari per aver assaggiato una volta nella loro storia l'eccellenza ritengono che sia quella la propria categoria. Tu devi stare coi piedi per terra e devi rapportarti ai tempi di oggi. Tranne qualche sportivo di vecchio stampo, sono pochi i licatesi che hanno vissuto proprio fisicamente, personalmente quegli anni, quindi stiamo attenti. Riteniamo che una D di un certo livello, un'eccellenza da protagonisti, in questo momento, considerando anche che si è persa una categoria rispetto alla B dei tempi zemaniani a Licata, siano degli obiettivi molto consoni e aderenti alla realtà. Noi a Licata stiamo andando per far bene e saremo dei pazzi a dire riportiamo il Licata in Serie B. Anche perché poi bisogna vincerli i campionati per andare in Serie D. E non sei mai da solo, 30 partite sono 30 battaglie e non c'è mai niente scontato, nessuno ti regala nulla, a maggior ragione quando tu sei comunque una delle big del campionato. Assolutamente. Claudio, parliamo un po' di calciomercato, qualche colpo che già in Licata ha portato insomma a compimento su tutti, anche quello che probabilmente è il migliore portiere di eccellenza della scorsa stagione. Non voglio fare paragoni e classifiche di merito perché per esempio alla fine poi oltre al legame professionale nasce anche un legame affettivo con tutti i calciatori con cui ho condiviso la stagione scorsa, dal titolarissimo riconfermato a chi è stato impiegato meno per ragioni tecniche, tattiche o le più svariate giustificabili naturalmente, quindi comunque lì poi subentra un affetto che se ti chiami Maxi Lopez o se ti chiami Riolo rimane assolutamente inalterato. Abbiamo preso probabilmente i calciatori più adatti alle nostre esigenze, alla piazza, all'ambiente, al campionato e quindi da Iacono a Riccobono, a Carioto, non voglio continuare l'elenco perché farei magari torto a coloro che magari dei quali mi dimenticassi, ma soprattutto ad alcuni altri colpi che abbiamo in canna, ad altri che magari sono quasi pronti ma devono essere ancora svelati. Io nel calcio ho imparato sulla mia pelle che fino a che non ci sono le firme di ambo le parti quel documento vale zero. Assolutamente. E poi non bisogna sottovalutare anche insomma l'arrivo di Galfano, che probabilmente è il giusto tocco per un progetto ambizioso.
Senza ombra di dubbio, con Angelo ci siamo sempre incrociati negli anni, le due rette parallele finalmente hanno cominciato a convergere e quest'anno si sono toccate. Sto notando un professionista esemplare, un professionista molto attento, un professionista che la domenica pomeriggio di luglio mi parla dei 2000, dei 99, del raduno degli under, quindi che sta preparando con grande scrupolo e attenzione una stagione che ci auguriamo sia foriera dei risultati che desideriamo. Ed è quello che un po' tutti noi siciliani ci auguriamo per un ritorno in grande stile del Licata. Per chiudere questa intervista, a questo punto c'è la tua scelta musicale per quest'estate 2017. Ho l'impressione che non sia una canzone attuale, ma è una band che soprattutto ami. Sì, sono un grande appassionato di musica, come immagino te. Spazio a 360 gradi, dico sempre, da Mozart a Brigantoni, copro tutto quello che mi stimola. Avrei pensato a Patience dei Guns N' Roses. Bene, allora a questo punto con la giusta determinazione, Spero che sia stata la giusta pronuncia. Va bene, però l'importante è l'idea rock, e in questo caso i Guns N' Roses. Questo è un rock lento, una bellissima ballata dei Guns N' Roses. Perfetto, allora con questa ballata bellissima dei Guns N' Roses salutiamo e congediamo Claudio. Dedico a una persona in particolare che mi capirà. Ah, bene, non ci vuoi dare... Oh, no, è una cosa nostra personale. Ho capito. Silenzio, Guns N' Roses.